Ed eccoci qua in Casa Veneto. Io sono davvero felice. Felice è un aggettivo di cui talvolta si abusa, ma oggi lo sono perché sono partito questa mattina dal litorale veneto, quindi dalle zone intorno alle comunità di Caorle e Jesolo per intenderci. E a un certo punto, dopo l'ultima galleria, mi si è aperto questo scenario che, non so, mi dava l'impressione di essere dentro un film in cui la fotografia è perfetta, un cielo azzurrissimo, dei colori che raramente si vedono nel mondo, direi, non solo in Veneto. E poi, insomma, Cortina, quando si apre questa conca colorata di questa neve fresca, rosata di questa roccia che abbiamo solo noi qua, un po', insomma, l'emozione sale. I brividi ripercorrono l'epidermine dalle dita fino a tutto il resto del corpo e poi scendere e trovare in questo albergo dove siamo ospitati, che è l'Hotel delle Poste, che mi evoca momenti hemingwayani, mi fa pensare a Ernest Hemingway che accoglie qui Fernanda Pivano e discutono di letteratura, di geopolitica anche, ma anche di vino e di altre cose. E mi trovo forse la persona che rappresenta in assoluto nel mondo il gelato veneto. Perché intanto Fausto, benvenuto con noi. Grazie, te ti sei meravigliato dell'ambiente, io non mi meraviglio dell'ambiente perché abito a Zoppedicatore, un paese qui vicino a 1500 metri d'altezza quasi, e per me è un ambiente naturale, io lo chiamo il paradiso terrestre. E tu sei abituato la mattina quando ti alzi a godere di questi panorami magnifici che poi sono inseriti ovviamente nei patrimoni mondiali dell'umanità. Noi che veniamo da 2 metri sotto il livello del mare con la nebbia anche ad agosto, trovarsi in queste condizioni è davvero emozionante, te lo assicuro. Non si può aver tutto dalla vita. Infatti, allora ci diceva appunto Fausto che vive, è nato a Zoppè, che è questo luogo che Fausto nella storia ha donato i migliori artigiani del gelato d'Europa. E com'è nata questa esperienza? Allora, Zoppedicatore, come dicevo prima, è un paesino qua sulle Dolomiti, e è un paesino di emigrazione anche perché già da allora emigravano nelle varie località, qualcuno sempre però nell'ambito del commercio vedevano perecotte per esempio, toroni eccetera eccetera. Un giovane andò in una gelateria di Venezia e imparò a fare i gelati. Quando è rientrato a Zoppedicatore raccontò tutto degli amici e non so, devo dire dove partirono subito per la Vienna o lo diciamo dopo? No, no, lo No, dica. si accordarono con un Lasciati gruppo. andare come il Piave in piena. Si accordarono con un gruppo di amici e partirono per Vienna. Qualcuno mi dirà perché Vienna? Perché all'epoca era la capitale dell'impero austro-ungarico, dove l'economia era fiorente e c'era più possibilità di guadagno, insomma, c'era il denaro, Certo. scorreva meglio che negli altri posti. E da là è nata questa esperienza che poi ha portato. E di là è nata questa esperienza che ha portato. Non siamo, come dico sempre, l'associazione Gelato Veneto non è l'unica in Italia, sono tante associazioni in Italia, per esempio in Sicilia c'è l'associazione siciliana di tradizione, poi c'è la tradizione del gelato napoletano, poi c'è la tradizione del gelato toscano. Sicuramente il gelato non l'abbiamo inventato noi veneti, però altrettanto sicuro, senza ombra di smentita, che ha fatto conoscere il gelato italiano all'estero, sia in Europa che nel Sud America e nei vari punti, sono stati i nostri gelatieri. Devo dire che i racconti che facevamo anche prima, io dicevo alle evocazioni che mi dona questo luogo, questa meravigliosa città, la perla delle Dolomiti, il fatto che goda di questo paesaggio, di questa ambientazione cinematografica fino in fondo. Citavo Hemingway semplicemente perché in questo luogo insomma ha prodotto pensiero, però in questi luoghi avete prodotto un'eccellenza mondiale, quella veneta nella fattispecie, che dicevamo sì, ci sono molte scuole
di gelato in Italia, però perché il vostro ha preso così, voglio dire, piede soprattutto nei paesi del nord Europa? Qualcosa in più aveva forse, o forse avete capito qual era il vero gusto del gelato per i nordici? No, non è quello. Mi dimenticavo di dire che i primi sono partiti a metà dell'Ottocento, insomma, io parlo di 160 anni fa, non da adesso. E loro sono partiti perché la terra di origine dove vivevano non dava sostenimento a tutti, alle famiglie, eccetera, eccetera. Hanno scelto questo mestiere per fortuna e sono andati prima di tutti all'estero perché all'epoca l'Italia era un po' meno economicamente meno florida Era più dell'impero depresso, austro-ungarico, ecco. E poi ha ritrovato però il gusto anche degli italiani stessi, voglio dire, non è che adesso il gelato veneto piaceva e piace solo ai nord europei, piace anche a noi perché è straordinario. Il gelato è un'eccellenza del Made in Italy. Sicuramente, come dicevo prima, il gelato avevano anche la stoffa da imprenditori questi, perché dopo pochi 3-4 anni hanno occupato tutto dalle città di Stettino, sempre nell'impero austro-ungarico, Stettino, Danzica e Budapest. Uno di questi ragazzi, io lo chiamo ragazzi perché erano sicuramente dei grandi imprenditori, perché quello che è andato a Budapest, dopo pochi anni aveva una sessantina di carrettini e una ventina di gelaterie. L'emigrazione del gelato, la parte del Veneto, è stata maggiore sicuramente. In Sicilia c'era Procopio, in Firenze, nella Toscana c'era Bontalenti, però loro aprivano un locale, però non era l'emigrazione di massa come l'ha fatta da noi, insomma. Tutte le gioventù che mandava avanti questi carrettini, questi negozi, provenivano dalle nostre zone del Cadore e dello Zoldano. Mi viene da pensare anche, intanto vedo che sei ancora qui, ho intravisto Fabrizio Nonis, che se facciamo proprio quelle cose improvvisate, chiudiamo se si può dopo con un saluto, così gli dici a Nonis del gelato, no? Gli diciamo qualcosa. Sono un po' arrabbiato con Nonis. Allora, prima di salutare Fabrizio, che è un piacere incontrare, ripeto, in questo luogo, in questo set davvero magico, mi viene anche in mente, Fausto, che il tuo ruolo poi è diventato quello un po' di animatore del marketing di questa grande realtà in Europa e nel mondo. Quindi tu hai avuto poi questo secondo incarico, in qualche maniera, di trasmettere questo messaggio dolce e dolcificante. Allora, il mio primo anno di gelatiere è stato nel 1954, ho fatto 4 mesi in Italia. Poi mi sono andato a finire in Germania perché la Germania c'era lo stipendio un po' più alto e ho fatto 5 anni in una gelateria nella zona della Ruhr. Da allora, dunque avevo 14-15 anni, non mi è mai passato per la testa di cercare un altro mestiere, perché era un mestiere che mi dava tanta soddisfazione, anche a livello economico, insomma, non solo a livello no, insomma, neanche il can e muove a coda. Anche a livello economico. E dico sempre che io in Germania, ho fatto i miei anni in Germania, a tutt'oggi ci sono ancora 2 figli che operano, abbiamo una gelateria in Germania, operano molto bene, e per me io non mi sono mai sentito un emigrante, mi sono sentito un piccolo imprenditore che invece che prendere la strada verso sud, cioè parlo di Venezia o Firenze eccetera, o prendere la strada verso nord. E non ho mai avuto, da allora, del 54-55, che era da pochi anni finita la guerra, era facile anche perché il comportamento nostro italiano è stata una fortuna, perché altrimenti facevamo le lustrascarpe ai seguaci di Hitler. Su sciaperi tedeschi. E non mi sono mai sentito una parola storta da nessuno. Naturalmente, per me, in Germania mi hanno insegnato l'ordine, la disciplina e il rispetto delle regole, che purtroppo qua in Italia qualche volta manca, direi così, per addolcire un po' la pillola. Ma dicono che le cose stiano per cambiare proprio in questi giorni. Allora io ti racconto che ho parlato con un giornalista tedesco dicendo che speravano in un'unificazione dell'Europa perché gli italiani diventassero come i tedeschi. Invece mi sa che sono i tedeschi che stanno diventando come gli italiani. Infatti mi piaceva questo aneddoto che raccontavi, che comunque tu, nonostante abbia avuto le opportunità di vivere in maniera stabile in Germania, hai sempre scelto la strada del ritorno, in qualche modo, della tua Italia. Allora ti dirò che i miei 3 figli sono nati tutti e 3 in Germania.
però io vedevo che degli immigranti dove avevano i figli che frequentavano le scuole tedesche non rientravano più in Italia, perché i figli trovavano le amicizie là, trovavano dove pratichi la scuola, e la mamma di solito sta con i figli, un po' meno col marito. E allora vedevo proprio della gente che andava in pensione e non aveva niente, non aveva futuro, magari aveva risparmiato un sacco di soldi per farsi la casa in Italia, per un domani in pensione passarla in Italia. E allora a me questa cosa mi ha talmente impressionato che appena ho avuto i figli all'età scolastica ho aperto una gelateria in Italia perché frequentassero e avessero le radici italiane. È una cosa un po' che è capitata anche alla mia famiglia, lo dico non perché non siamo nel mondo del gelato, però mio padre è stato un emigrante in Svizzera, a Zurigo, dove conobbe mia mamma che era dell'Alta Marca e si sposarono, e quindi poi a un certo punto il desiderio di rientrare nella sua Italia, sentendo che comunque il paese stava anche rinascendo un po' da quelle logore ceneri dovute al ventennio e poi alla guerra, e fu così, si compì poi questo ritorno dopo 15 anni di duro lavoro, con i soldi necessari per acquistare la casa e per far compiere i primi passi scolastici ai figli. Quindi voglio dire, il Veneto aveva questo desiderio poi di reinvestire anche nel proprio paese dove era nato, quindi non di cambiare passaporto in qualche maniera, ecco. Sì, però io più di me stesso vorrei parlare dei gelatieri veneti, i miei antenati, che noi abbiamo un debito di riconoscenza con loro, perché se io fossi rimasto nel mio paesello, per quanto bello sia, non mi dava la possibilità di crearmi una famiglia, di vivere. Invece ci hanno insegnato un mestiere che è un mestiere pulito, un mestiere che non è sotto le intemperie del tempo, creativo, sempre con la fantasia, basato sulla fantasia e tutto quanto, e ci ha fatto vivere in modo dignitoso fra le nostre montagne che tutto il mondo ci invidia. Questo è il messaggio assolutamente perfetto per trasmettere questa passione e il grande lavoro che molti italiani e bellunesi hanno compiuto negli anni per dare poi serenità non a se stessi ma alle famiglie intere. Quindi forse anche grazie al vostro operato questa nazione e soprattutto questa regione è cresciuta negli anni. Fabrizio, dove sei? Ti prego, vieni qui. Allora abbiamo l'opportunità, colto proprio, ero proprio nella toilette dell'albergo e ho sentito questa voce che ho riconosciuto, Fabrizio Nonis, che è, non so neanche come definirti, un divoratore di verdura, sicuramente in primis, un personaggio televisivo che tutti conoscono, un appassionato del suo mestiere, che ha portato il messaggio della cucina, in particolar modo della carne, perché insomma il tuo secondo nome è Becker, diciamolo. Daniele, che piacere essere qua con te, Fausto. Uno arrabbiato, uno un po' meno, no, scherzo. Fausto lo apprezzo molto e lo ammiro molto perché è un pioniere. Poi ho sentito una cosa molto bella. Tu mamma di origine emigrata in Svizzera, sì, no? Lui in Germania, io nato in Canada. Quindi allora, con mamma friulana, esatto, papà veneto. Fausto, guarda, per farmi perdonare dalla tua ira spieghiamo gelante. Retroscena di questa diatriba in essere. Spiego te, lo spieghi io. No, ma veramente io non la so. Se me la spieghi così la so anch'io qual è la diatriba. No, io ho letto l'altro giorno che facevi dei bei pranzetti o cene con degli chef stellati. Sì. E guardavo il menù e mancava il gelato. Come può un menù di un chef stellato mancare il gelato? No, ma hai ragione, è che era solo un piatto, non il menù completo. Allora non riuscivo. Però devo dirti una cosa, che uno chef ha messo un sorbetto ispirandosi a te in questo gelato. Però facciamo così, davanti a Daniele, che per me, fra l'altro, gli ho espresso la mia grande stima e simpatia perché seguo sempre il tuo programma. Si sentono violini nell'aria. No, ma non è vero, anche hai questo modo di comunicare bello. Devo dirti, fai un prodotto di qualità, piacere, complimenti veramente, perché Zanzega, che poi c'è Marte Daniele in Compostano, c'è Marte Marcassa, perché tu devi sapere Marcassa, esatto. Veramente complimenti. Facciamo una cosa, davanti a lui ci inventiamo un piatto di carne gelato insieme. Ti va? Te me guarda mal però. Io non so, il gelato lo vedo sempre come dolce alla fine, come dessert. Sì, ma diciamo un po' meno come si può dire, come gastronomia. A me viene in mente, Fausto, però pensare a un brasato fatto con refosco dal peduncolo rosso del nostro toro
cotto bene, e dopo alla fine mettere un gelatin magari potrebbe essere al creme, un gelatin a quelle robe un po' vicino che è freddo, caldo. Questo dice. Potete una buona idea. No, si può tutto, il gelato si può fare con tutto. Se lo fate lo vorrei mangiare anch'io. Però. Soprattutto adesso lo dobbiamo fare anche con il raboso, che è un gelato. Bravo. Il raboso è quello che rende di più nel gelato. Detto il sangue veneto. Il raboso. Che poi il raboso era un vino molto nobile e importante, perché nei tempi antichi, ma forse l'avevi detto già tu, veniva trasportato dai naviganti perché per la sua, diciamo, il suo tannino molto forte resisteva a tutte queste onde nei vin viaggi. d'aviaio. Esatto, vin d'aviaio. Perché ti dirò che il gelato si può fare con tutto. In un'epoca dove avevamo fatto, non mi ricordo più, i 100 anni, 50 anni di Vecellio, di Tiziano, sì. Abbiamo fatto il gelato rosso Tiziano. Tutti i prodotti dell'epoca, miele, latte, lamponi, crema, eccetera, eccetera. Avete immaginato come si faceva un tempo? Come si faceva un tempo. Dopo è troppo costoso, perché usare il miele al posto dello zucchero costa molto di più. Però Fausto, sai che il gelato è uno dei prodotti di origine italiana più consumati al mondo? Lo so. Insieme alla pizza, insieme ad altre cose. Ho l'esperienza anche di avere dei cugini, i primi cugini in Argentina. In Argentina il gelato lo consumano forse più di noi. Posso fare una domanda a lui? Certo. Fausto, ma qual che è il gelato più sexy che ti ha fatto? Più sexy, nel senso più afrodisiaco. Bravo, più così affascinante, più che se scioglieva, su che guardarlo. La vaniglia. La vaniglia è un prodotto che ti aiuta. come il formaggio grana praticamente. No, abbiamo fatto anche il gelato al formaggio grana, però lo abbiamo abbinato alle pere. Quest'anno per esempio abbiamo, divago un po', abbiamo fatto il gelato sbattudin. Sbattudin l'abbiamo presentato con Zaia giù a Mestre. Sbattudin l'abbiamo presentato il gelato del Rinascimento. Certo. Detto questa cosa qua. Ma anche il sbattudin ti aiuta molto. Ti aiuta tanto. Anche il tiramisù. Perché le nonne che avendo le nuore o le figlie incinta, tutte le mattine le facevano sbattudin. Cioè, anche a casa mia lo facevano. Mi so, mia mamma, un po' le origini. Mia mamma la mattina faceva sbattutine da scuola, dopo tornavo da scuola mi sembrava una sbattata perché non facevo i compiti, diceva sempre 4. Allora quello, a parte la vaniglia che è un prodotto un po', non è dei nostri, però lo sbattudino è tutto nostro, insomma. Aiutati assolutamente. Io mi ricordo che sbattudine poi mi faceva mangiare cervello, perché diceva cervel fa cervel. Bravo. Ma il cervello, le animelle erano delle cose che ad esempio noi figli di macellai mangiavamo più spessi di altri perché non erano non erano vendute. Certo, e quindi questi tagli così meno nobili. Ad esempio io ho mangiato tantissime, da bambino, quando andavo a lavorare in macelleria con mio papà, lui nonostante mi diede il fiol del paron, e mio papà aveva un po' di dipendenti, e mi faceva sempre nettare le trippe, lavare i budei, e mi hanno detto, ma papà, perché mi fa fare tutte le robe peso che dopo con netto le trippe e man o netto i budei vado fuori e mi sta tutti lontano perché non è un odore che non te... Certo. Un giorno te capirà, e infatti aveva ragione, perché se te parti dal basso non ti potrai mai essere in grado di comandare dall'alto. Un po' un facsimile facevano anche i nostri anziani, cioè quando pulivamo le fragole fresche del giardino, levare la parte verde, direi così, loro dicevano fischia e canta, perché sono sicuro che mentre fischia e canti non mangi le fragole. C'era il rischio che finissero prima di... Va bene, io direi che corriamo verso il traguardo. Ma io vorrei parlare un po' del gelato veneto. E parliamo del gelato veneto. Insomma, ecco. Allora, Fausto in il gelato veneto. No, allora le gelaterie venete sono particolari, come dicevo prima. Soprattutto dopo la seconda guerra mondiale si sono espanse per un po' tutta la Germania, e la Germania, l'80% delle gelaterie avevano nomi tipicamente veneti, cioè Cortina, Dolomiti, Venezia, Rialto, Cadore o anche il Piave, come dicevo prima. Poi non avendo più materia prima, cioè i datori di lavoro, si sono rivolti verso la provincia di Treviso negli anni 60, il nord della provincia di Treviso. Nel nord della provincia di Treviso ci sono anche tante gelaterie, parlo del Rifrontolo, quelle parti là, l'Alta Marca, e si sono messi loro a fare il gelato anche in Germania. Però un'altra cosa che mi viene in mente,
In Italia invece le gelaterie, tante gelaterie, le hanno battezzate la Veneta, la gelateria Veneta, perché Cortina è tutta cosa nostra qua. Si sono dati veramente un'immagine comune per promuovere che era un gelato buono. Difatti, soprattutto la parte dell'Adriatico, dove c'era il ghiaccio per mantenere il pesce, perché all'epoca non La famosa filiera del freddo, insomma. oppure la Lombardia, dove c'era anche un po' più di soldi che giravano, direi così. Loro hanno messo su tante gelaterie venete, che la gente del posto non diceva più andiamo in gelateria, diceva andiamo alla Veneta. Fa parte della storia del gelato veneto, che non è poco, insomma, si parla di molti anni fa. Fausto, per farti una domanda, ma il gelato nasce in Veneto veramente? Cioè, nel senso, che origine ha? Nel senso... Il gelato nasce in Cina, poi in Cina viene dall'Arabia, però era un gelato che non è come quello nostro, macinavano un po' di ghiaccio, poi buttavano sopra qualche frutta, insomma. Però ad esempio nella costiera amalfitana è nata la grattachecca. È vero o no? La grattachecca, sì. Che sarebbe più che la grattachecca in Toscana proprio Ah la sì? chiamano. La grattachecca. Sì, che sarebbe come si chiama? Ghiaccio La granita. La granita, bravissima, la granita. E poi l'hanno importato in Italia gli arabi in Sicilia. E parte della Sicilia l'ha il gelato, che il contenitore del gelato, quello bianco che va nel banco, le vaschette, ma soprattutto il contenitore che si usava prima delle vaschette, lo chiamavano la sorbettiera, perché il gelato per gli arabi era il sherbet, no? Anche adesso lo chiamano la sorbettiera. Questa mi mancava, Se stai ora a parlare del gelato con lui, Pazzesco. ma magari solo ma che un sarebbe macellaio bello per parlare di carne siamo a posto. Infatti adesso la gente non lo sa, ma loro devono lavorare per me, perché usciti da questa stanza, da questo meraviglioso hotel, lui deve prepararmi, questo me l'ha detto, quindi, un riso con i durelli. Però sono un po' gustaio. Una bella bistecca e dopo insieme mangiamo un gelato alla vaniglia prodotto da Fausto. La prossima volta, la prossima volta che mi chiami la prossima volta. Ma volentieri, Guarda se te mi dà il numero, guarda se che- te mi dà il numero te ciamo, se mi dà il numero, Guarda che l'hai detto, sono i testimoni. No, qua, mi diciamo, dammi il numero. Di solito non domando mai numeri ai uomini, però nel caso tuo Se invece sei un volete- maestro. se invece volete il Sei mio un numero maestro. lo trovate nei bagni delle donne in tutti gli autogrill d'Italia. Eccola. Va bene, io chiuderei questo incontro davvero piacevole in cui abbiamo ancora una volta messo l'attenzione su un'eccellenza veneta italiana che Fausto rappresenta in tutto il mondo come ambasciatore di questa squisitezza made in Veneto che è il gelato. Ringrazio anche dell'improvvisata, perché non era stato avvisato Fabrizio, che insomma dà lustro a questo nostro veloce piccolo incontro, ma pieno di sapore, pieno di dolcezza e pieno di vita. Vi ringrazio anch'io di aver dato la possibilità di parlare un po' del gelato. La prossima volta spero di portarne anche un po' di gelato, poterlo assaggiare tutti assieme. Ti garantisco che mica sarò. Grazie a te Daniele, perché io ero un pezzettino che non si vedeva. 2 kg di carne però Cioè, una bella fiorentina. Grazie anche a Casa Veneto e ovviamente alla Regione Veneto e a sto magnifico evento proprio qua all'Hotel della Post De Cortina 2021. Devo dirti una roba, nonostante tutto quello sia successo è stato comunque un grande evento per il Veneto, per Casa Veneto, per i veneti a livello internazionale. c'era Perché bisogno di un po' di energia, un po' sì, di vitalità. si respira la defiance della presenza del grande pubblico, perché è inevitabile, Chiaro. però nel contempo si è respirato anche la portata dell'evento a livello anche di comunicazione dei social, del web, di tutto quello che è, e porterà solo del bene a questo meraviglioso territorio che è il Veneto, perché qui è fantastico. C'è voglia di rilanciarsi, c'è voglia di rinascere, c'è voglia di ritornare forse con un carico diverso rispetto a prima, a compiere cose nuove, cose belle, riportare questo paese italico di nuovo al posto che forse si merita, Certo. rispetto agli ultimi anni, e questo nasce proprio grazie anche a delle brave persone che si danno da fare. Io qui ne ho avute 2 oggi ospiti in questa Casa Veneto, che adesso so che i ragazzi tecnici che ringrazio per la disponibilità mi stanno allestendo una branda proprio qui dietro le camere, in cui passerò le prossime notti attendendo i quintali di carne di Fabrizio e Che arriveranno. questi vasi incredibili di gelato alla vaniglia
che sognerò tutta questa notte. Io da Casa Veneto mi congedo i miei ospiti. Ci troviamo la prossima settimana. Ciao a tutti e grazie.